Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio parlare di calciomercato con un colpo che secondo Alfredo Pedullà sarebbe addirittura d'arrivo. Un nome molto ma molto interessante, espressamente richiesto da Antonio Conte. Il Napoli sembra aver superato tutti alla corsa di questo esterno veramente interessante. Prima di continuare vi ricordo brevemente di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche, di abbonarvi per sostenere la nostra redazione e vi ricordo di commentare, di lasciarci la vostra opinione in modo tale da poter interagire direttamente con noi nel video successivo. Detto questo, signori, come sapete il nostro Napoli è uscito piuttosto mal ridotto dall'ultimo calciomercato invernale con la vendita di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per il prezzo della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. E così il Napoli ha, pensato di sostituire Giorgiano con una soluzione di ripiego come quella di Okafor, preso al photo finish dal Milan. Un Okafor mai resosi protagonista del nostro Napoli, soprattutto perché è arrivato in condizioni fisiche a dir poco precarie. E così il Napoli, con un tesoretto di circa 150 milioni di euro derivanti dalla vendita di Kvaratskhelia e poi successivamente sicuramente quella di Osimhen che si verificherà quest'estate, probabilmente sponda Manchester United, ad oggi in vantaggio su tutte, avrà un tesoretto molto importante per rafforzare la rosa da dare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione che sarà sicuramente più impegnativa per il nostro allenatore, visto che il nostro Napoli dovrà fronteggiare un triplo impegno annuale come quello di Coppa Italia, Champions League e campionato. Quindi ecco una rosa che deve assolutamente essere rinforzata. Come abbiamo avuto modo di raccogliere dalle nostre fonti, che poi tra l'altro è stato anche riportato da Alfredo Pedullà sul proprio account X, il Napoli sarebbe vicino alla chiusura di un colpo direttamente dalla Premier League. Il colpo porta il nome di Kulusevski, esterno destro, vecchia conoscenza delle Serie A, che arriverebbe direttamente dal Tottenham. Una trattativa che da quello che ci risulta è ormai ai capitoli finali. Il Napoli si è mosso sotto traccia in maniera molto veloce, sbaragliando la concorrenza per quello che viene considerato da Antonio Conte un ottimo rinforzo per il Napoli, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista del sacrificio, elemento fondamentale per Antonio Conte, che viene ricercato consistentemente nei vari acquisti che il Napoli ha fatto fino adesso e che farà in futuro. L'accordo con l'entourage è già stato trovato, adesso si dovrà trattare con il Tottenham, ma da quello che ci giunge non ci dovrebbero essere particolari difficoltà nel riportare in Italia, perché comunque Kulusevski è una vecchia conoscenza della Serie A, il giocatore appunto dalla Premier League, soprattutto qualora il Tottenham non dovesse partecipare alla prossima Champions League. Di conseguenza dovrebbe sfoltire un po' la rosa, e Kulusevski sarebbe uno dei principali indiziati, no, a lasciare Londra. Detto questo, signori, Kulusevski Napoli, una pista molto ma molto calda, un affare praticamente quasi chiuso. Attenzione, perché vi daremo l'ufficialità nei prossimi giorni. Probabilmente il Napoli lo farà sul finire della stagione, perché comunque il club, il Tottenham, è impiegato alla corsa della Champions League, ma ci siamo ragazzi. Kulusevski dovrebbe essere il primo rinforzo del Napoli in vista della prossima stagione. Grazie per essere stati con noi.